Buonasera a tutti, questa sera parliamo di ambiente, un argomento che interessa a tutti noi, a dire il vero interessa anche la politica, perché la politica poi è la gestione della cosa pubblica e tutti noi ne subiamo le conseguenze se la politica è fatta male. In questo caso parliamo appunto di ambiente e anche l'ambiente interessa a tutti noi, che ci piaccia o meno, perché le scelte scellerate fatte da qualcuno o le omissioni fatte da altri naturalmente incidono sul nostro vivere e sulla nostra salute. In particolare questa sera parliamo di aerei, o meglio parliamo di aerei in quanto la Carnia è attraversata da aerei ed elicotteri militari, in particolare questi ultimi nella zona di Osoppo, e non a caso in quel di Osoppo e in Carnia si sono costituiti due comitati aria libera, appunto, cieli liberi anzi, che vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni, soprattutto quella regionale, sui pericoli che questo eccesso di aeromobili in volo, per il rumore, per l'inquinamento, eccetera, e il disturbo che arrecano, provocano alla popolazione. Non a caso, ben 1200 firme sono state raccolte dai due comitati, appunto Cieli Liberi di Osoppo e della Carnia, per sensibilizzare l'amministrazione regionale e l'ARPA ad intervenire o perlomeno insomma, ad alzare la guardia, a fare dei controlli se tutta questa attività aerea nuocia alla salute in termini sia acustici che di inquinamento chimico. E infatti nella trasmissione di questa sera avevamo invitato anche l'ARPA, in particolare il direttore dell'ARPA, ovvero Giorgio Matassi, che ha declinato l'invito e pertanto non ci sarà un vero e proprio contraddittorio, loro si sono semplicemente chiamati fuori e non è la prima volta. E quindi restiamo con i nostri ospiti, che in verità non sono ospiti di parte, nel senso che Marco Lepre non ha neanche bisogno di presentazioni perché è il referente di Lega Ambiente per la Carnia e comunque è un uomo che da 20 anni almeno ha speso la vita a difesa dell'ambiente e del territorio. Inutile ricordare le tantissime iniziative in difesa appunto di questa bellissima enclave del Friuli, questa bellissima area di 1200 metri quadrati che se fosse stato per industriali e uomini senza scrupolo sarebbe stata già decimata da tempo, insomma, nelle sue bellezze naturali. L'altro ospite di questa sera invece è una faccia meno nota, ma se l'abbiamo invitato ci sarà un buon motivo, e c'è infatti, è Fabio Simoncini, insegnante da 30 anni di yoga e da sempre anche lui si occupa della salute e del benessere delle persone. Non a caso è laureato in attività motorie, quindi appunto, poi fra l'altro io lo conosco personalmente, è un maestro anche di campane tibetane, una persona che crede che il benessere fisico passi anche attraverso il benessere spirituale, insomma, che è un particolare non da poco. Beh, a loro rivolgeremo delle domande proprio su questi aerei che lasciano delle scie bianche nel cielo, addirittura molto grandi, sovradimensionate rispetto all'idea che il cherosene possa lasciare come lo scarico dell'automobile appunto dei residui, fanno rumore, destano preoccupazione perché da Codroipo salgono aerei, caccia, elicotteri e quant'altro, insomma. Quindi intanto vediamo con Marco Lepre qual è la situazione dei cieli della Carnia. Poi io ho anche dei particolari interessanti che mi nuociono magari come imprenditore, però vale la pena di mettere in evidenza. C'è un pericolo reale di inquinamento per il passaggio di tutti questi elicotteri, di questi aerei? Io farei una piccola premessa, se Avanti mi con la consenti, premessa, come no? perché mi sembra che, di carattere generale, che mi sembra sia un discorso che riguarda la montagna e che dovrebbe essere un pochettino un riferimento per tutti i problemi che ci troviamo davanti. E allora quali sono? Che negli ultimi tempi stiamo assistendo a due movimenti, uno di discesa verso il basso e uno di risalita dall'alto verso l'alto. Sono due movimenti in direzioni opposte che però rischiano di
mettere in seria difficoltà il nostro territorio montano. Le cose che vanno verso il basso sono i servizi, i presidi perché la gente continui a vivere in montagna. E questo è un fatto estremamente negativo. Faccio solo un riferimento perché negli ultimi tempi si è parlato molto, si sta discutendo molto della riforma della scuola e tutti vedono la televisione, il telegiornale, gente che protesta, che si accapiglia, scioperi dei sindacati. Sembra quasi qualche cosa che non ci riguarda. Invece il rischio fortissimo che ci sia sempre di più una scuola per i ricchi e invece le scuole delle aree più periferiche e marginali siano quelle più dequalificate con gli insegnanti meno pagati, meno preparati, è una cosa che ci dovrebbe far riflettere, perché va contro il rispetto della Costituzione. Romano Marchetti, che tutti voi conoscete, su questo punto la difesa, la possibilità per tutti i territori, per tutti i cittadini della Repubblica, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, che siano in città o che siano in un paesino, di avere lo stesso accesso, gli stessi diritti, per esempio all'istruzione. Allora, questo è un problema. Il nostro territorio sta slittando come presidi, come servizi sempre più verso il basso, chiusura di uffici, eccetera, eccetera, il problema stesso della COP. Poi c'è qualche cosa che invece risale dalla pianura, dalle città, verso l'alto. È diventata quasi un po' la moda, cioè quello di portare tutte le cose più negative che ci sono nella città, nel senso di inquinamento, nel senso di rumore, nel senso di confusione, di portarli nei posti dove per tradizione regna la pace e la quiete, e dovrebbe essere anche questa pace e questa quiete qualche cosa che è ricercato non solo dai residenti ma anche dai turisti, da chi scappa dalla città per trovare la possibilità di respirare aria buona, no? E di rigenerarsi in qualche maniera. Quindi tutto quello che rischia di essere portato dalle cose più banali, andare a fare le feste al Rifugio Marinelli sparando la musica a pieno volume, che, vabbè, uno dice si fa una volta ogni tanto e non può dare grande fastidio, però questo fatto di fare le cene, le feste sempre più a quote più in alto, di andare con i mezzi, con i veicoli a motore sempre più in alto, c'è questa moda negli ultimi anni di fare le motocavalcate della carne, per cui a questi turisti in 2 giorni gli si fanno fare 150 km. Pensate che immagine, che cosa gustano del nostro territorio in 150 km in 2 giorni. Vuol dire semplicemente non vedere niente, non capire niente, dire solo sono stato in Carnia, no? Così come qualcuno va in certe località o va a visitare certi musei di corsa solo per dire sono stato al grande museo, poi non ho visto praticamente niente, non ho gustato niente. Allora ci sono questi 2 movimenti che vanno in qualche modo, dobbiamo renderci conto come Carnici che se vogliamo difendere la nostra salute, la nostra qualità della vita, il diritto di continuare a vivere in questi territori dobbiamo impedirli, cioè impedire che i servizi franino, slittino verso valle e che le cose negative della città vengano verso l'alto. Allora, fatto questa introduzione, una delle cose che da qualche anno, uno dei problemi che da qualche anno in termini ambientali, come giustamente dicevi tu, ma anche di qualità della vita che è venuto fuori, è quella della presenza degli aerei. Allora, noi sappiamo benissimo che fino a quando c'era la cortina di ferro, comunque la divisione in blocchi, no, tra paesi dell'est e paesi dell'ovest, e il confine tra Italia e Jugoslavia allora era praticamente il confine tra 2 mondi opposti, per tantissimo tempo, no, tutti i cieli della nostra regione erano interdetti ai voli civili, cioè non ci passavano le linee transoceaniche, transcontinentali, eccetera, eccetera, perché per esigenze militari questa era una zona che off limits. Off limits. Quindi, caduto il muro di Berlino, dopo un po' di tempo le cose sono cambiate e è anche giusto, insomma, che un aereo invece di fare un giro più lungo faccia la rotta più breve, ne risparmiano in termini di tempo i passeggeri e ne risparmia anche l'ambiente in termini di inquinamento perché ne consumano di meno. E questo è una cosa che da un po' di tempo poi ci ha fatto anche vedere molto spesso sui nostri cieli queste scie che si incrociano, no? Che da quello che ne so io, ma io non sono un esperto, non voglio dire. Abbiamo chiamato Fabio apposta. Ecco, in tutta chiarezza, sono
da quello che dicono, perché ci sono state interrogazioni parlamentari, soprattutto la cosa a livello mondiale penso sia dagli anni 90 che è saltata Sì, fuori. sì. Ci Anche sono prima. delle ipotesi che sono state fatte che con queste scie non ci siano solo le condense, i vapori o i gas no, emessi dai motori degli aerei, ma ci sia anche qualcos'altro. Io non lo so, è una cosa Interroghiamo Fabio su complicata. questo. Ma io voglio tornare su un discorso che invece a me preme, è quello degli aerei militari. Dagli anni... Ne parliamo Ne dopo, parliamo così dopo, va bene. spezziamo un po' il... Mi aggancio subito a quello Ecco, che diceva l'ospite, perché ufficialmente si parla di condensa. La differenza tra una scia chimica e una scia di condensa dipende proprio dall'altezza e dai gradi. Cioè una scia di condensa, come quando eravamo piccoli noi, si vedevano i cieli azzurri e ogni tanto si vedeva qualche scia di condensa. Ma perché? Perché gli aerei erano oltre gli 8.000 metri e se capitavano delle altre, cioè coincideva anche la temperatura sotto i 40 gradi e l'umidità oltre l'80%, allora in quel caso si vede la condensa, ma altrimenti non c'è la possibilità, soprattutto a bassa quota dove la temperatura è maggiore e quindi non ci può essere la condensa. Ecco che allora da lì si capisce benissimo che è scientificamente provato che deve essere qualcos'altro. Questo qualcos'altro è la punta dell'iceberg in realtà, perché si arriva a parlare di geoingegneria clandestina quando appunto cioè, ufficialmente non c'è niente, ma in realtà dietro c'è tanto e soprattutto c'è l'idea del controllo del tempo, del tempo e del meteo, diciamo così. Ecco, quindi è una cosa molto da approfondire molto, ma anche non si hanno risposte ben precise da chi sta a capo, cioè sia dal governo che dai militari ovviamente. Ecco, ma queste strisce che, come diceva Marco Lepre, attraversano i cieli con una frequenza straordinaria, cioè se alziamo gli occhi al cielo in una giornata chiara, Sì. come quella di oggi, Sì. no? Non nuvolosa naturalmente, no? E vediamo incrociarsi decine e decine di scie. Purtroppo sì. Ecco, queste scie portano ovviamente sia l'inquinamento del cherosene che brucia, perché gli aerei vanno a cherosene, sia tu sospetti... Sì, esatto. Non solo io, si tratti degli anche... veri esperti che oltretutto hanno la possibilità anche di analizzare quello che viene depositato poi sulla superficie terrestre, perché quando viene lanciato a un certo punto qualcosa in aria, prima o dopo precipita. Per forza. E quindi ormai, ma diciamo che già dal 1999, anni 99-2000, in America, dove questo che noi vediamo oggi era già diffuso, si sono creati proprio degli istituti di ricerca. Un nome è abbastanza simile, cioè facile da ricordare, perché si chiama Carnicom, quindi vicino a noi, che appunto dimostrava già che i nostri cieli, ma soprattutto le precipitazioni sulla Terra, contenevano metalli pesanti come l'alluminio, il bario, manganese e altre particelle. Sì. Quindi non è che si ipotizza, ormai questa cosa è diffusa. Ma a che provi? Con tutte le conseguenze che ecco. ne derivano. Perché... Cosa si sospetta? Cioè, allora, qual è l'ipotesi più verosimile o più ipotesi, insomma? Ma allora, se andiamo a interrogare militari, basta guardare anche su internet le varie interviste, c'è un generale che ha mio omonimo, Fabio, cognome Mini, che ha lasciato delle dichiarazioni. Lui ha lavorato per la NATO in Europa per tanti anni e lui stesso dice che nella mente militare, per un discorso di potere e di sviluppo, di poter utilizzare meglio determinati sistemi anche di comunicazione, c'è da sempre, già dagli anni 1960 in poi, il voler controllare il tempo, la meteorologia. Quindi
Perché questo motivo? Per il motivo che sia tutti i sistemi che abbiamo oggi di comunicazioni, sia a livello di radar, sia a livello di microonde, eccetera, eccetera, tutto quello che viene trasmesso può avere delle interferenze quando il clima è umido, quando ci sono precipitazioni e quando ci sono grandi cumuli di nuvole. Automaticamente se riusciamo, e sia in America che in Russia, che anche in Italia, in altri paesi, in Israele, ci sono brevetti registrati per controllare il tempo, quindi se si riesce a controllare il tempo, automaticamente abbiamo un grande potere. Questo però non è solo per le comunicazioni, perché l'argomento è molto vasto. Se io riesco a controllare il tempo posso fare anche proprio una guerra, infatti esiste già una guerra climatica, una guerra ambientale, che ai nostri giorni non se ne parla, però in realtà siamo in mezzo a questa cosa. Sono aerei militari o anche civili? Tutte e due, civili e militari. Però gli aerei militari, diciamo, siamo nel campo delle ipotesi, mentre siamo nel campo delle certezze per gli aerei militari che attraversano i cieli della montagna friulana in genere, quelli che escono da Codroipo. Io stesso sono testimone, diciamo, della frequenza dei voli sia degli aerei che degli elicotteri lungo il corso del tagliamento, che evidentemente sarà una zona sicura, no, in caso di caduta, eccetera. Ma sentiamo appunto da Marco Lepre cosa succede di questi aerei militari. Cosa succede? Penso che tutti i carnici hanno ben presente il problema, purtroppo, no? È una cosa che praticamente è partita, prima non esisteva, è partita dagli anni 2000, dalla prima metà degli anni 2000. Hanno cominciato, tutti si rendono conto, improvvisamente questa coppia di caccia o cacciabombardieri, in genere sono in due, che arrivano all'improvviso nelle ore più disparate, perché lo fanno anche in orario notturno, anche dopo le 22:30, e di solito fanno dei giri, delle evoluzioni per 40-45 minuti. Picchiate, no? Adesso, al di là del discorso degli inquinamenti o delle ipotesi, che io sono molto più prudente sul discorso delle scie chimiche, ma la grossa questione che a me sembra, e dovrebbe balzare un pochettino anche come riflessi sulla salute dei cittadini, è l'inquinamento acustico. Perché i livelli di rumore, in determinate occasioni io non riuscivo a sentire all'interno di un'abitazione con le finestre chiuse, non riuscivo a sentire, a capire cosa diceva il giornalista in televisione. No? Ci sono dei momenti in cui fanno questi aerei, delle picchiate, per cui se ti trovi all'aperto e stai parlando con una persona non riesci a capire cosa ti sta dicendo. Quindi io credo che ci troviamo davanti a una vera e propria servitù militare che ci viene imposta, di cui non abbiamo assolutamente bisogno, ed è contro qualsiasi logica, perché ad esempio a Tormezzo ci sono case di riposo, ospedali, e credo che ci siano delle aree che dovrebbero essere automaticamente protette e escluse da questo tipo di esercitazioni. Cioè, io sinceramente non riesco a capire, mi stupisce che gli amministratori, innanzitutto i sindaci, che sono stati più volte sollecitati, ma gli stessi operatori sanitari, dirigenti sanitari, su questa cosa non scrivono, non chiedono. Allora, l'inquinamento sonoro, soprattutto poi di aerei che mettono automaticamente angoscia, no? È inevitabile, cioè è una reazione spontanea di qualsiasi persona che si mette in stress, in agitazione, perché è una sensazione di pericolo, a parte che a molti richiama anche scenari di guerra, eccetera, eccetera, no? E del resto questi fanno le esercitazioni da quando sono iniziati i vari bombardamenti per le guerre un po' in giro, no? Sì. Iraq, ex Jugoslavia, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, questo rumore, la conseguenza di questo rumore, di questo stress, è automaticamente come conseguenza l'aumento della pressione arteriosa,
Quindi tutti quelli che già soffrono, che hanno problemi di pressione alta, rischio ictus, rischio infarti, eccetera, eccetera, chiaramente non gli fa bene. Chi ha anche disturbi del sonno, di carattere, no, di stanchezza, di esaurimento, di apprensione, stress, eccetera. questa è una cosa che non fa che aumentare. Cioè, a me ogni tanto viene in testa, ho detto, ma qui cosa aspettano? Che qualcuno che è già di per sé teso a una serie di problemi, infastidito da queste situazioni, da queste robe, cosa aspettano? Che salti fuori, che cominci a sparare per aria? Perché cioè, io non riesco a capire La necessità. Beh, potrebbe essere no, quello che... il fatto anche che, perché ricordavi tu giustamente, ci sono state fatte le raccolte di firme. Noi come Lega Ambiente, mi ricordo nel 2007, nell'estate del 2007, giravamo con i banchetti quando avevamo carovana nelle Alpi, abbiamo raccolto un sacco di firme, la stessa Tiziana Mara col comitato sono state consegnate, ma io... Non hanno mai avuto risposta a quelle... Ma sì, anche Quelle perché firme. addirittura delle volte non si capisce bene da dove vengono questi aerei, no? Perché qualcuno di Saviano, qualcuno di Ritorno, ma no, vengono anche da Vicenza, tu dici Codroipo, ma sta di fatto che stanno facendo, hanno preso i nostri territori come luogo per fare esercitazioni. Va male per i residenti, ma va male anche per i turisti, scusate. Certo. Cioè, è l'economia che è legata al turismo, perché insomma, se uno gli capita di venire, no, in Carnia, montagna a rilassarsi. Luogo tranquillo, e poi si becca la settimana in cui, perché poi queste cose non hanno un minimo di programmazione, uno per 2 mesi magari sta tranquillo Sì, che non sì. li sente, e poi si becca una settimana che arrivano ogni giorno 40 minuti al mattino, 40 al pomeriggio e 40 alla sera. Un turista che viene qua e che si becca ste robe, a stiamo. Certo. Scappa. E Ecco, come qualità della vita però, al di là dei turisti, dell'economia che è importante, ma dobbiamo pensare un pochettino alla nostra qualità della vita che diventa chiaramente impoverita, no, da queste cose. chiaro. Conseguenze per la salute. Sì, io intanto vorrei chiedere se siete sicuri che siano solo aerei militari italiani oppure No, anche no, americani? probabilmente sono anche americani. Sono anche americani, appunto, perché c'è una convenzione ai tempi, mi sembra che nel 2000 o 2001, tra Bush e Berlusconi quella volta al governo, che diceva appunto che sono permessi determinati esperimenti e quindi attraverso anche militari americani, cioè aerei americani. Tant'è vero che non dipende più dallo Stato italiano a questo punto il fatto di aerei che passano avanti e indietro, perché non è più nelle mani loro. Per quanto riguarda il discorso della salute, sicuramente l'inquinamento acustico e tutto quello che ha detto lei è giustissimo, ha aumentato poi dal fatto che si sa benissimo che il bario mina il sistema muscolare, e quindi chi è malato di cuore, chi ha problemi già di una certa età, eccetera, eccetera, subisce una maggior conseguenza. Ma addirittura è stato visto che anche in persone giovani, proprio per problema di bario nel sangue e anche di altri metalli, ma anche calciatori, cioè infarti a livello di calciatori, quindi ragazzi di 20-25 anni, che prima non è mai successa una cosa del genere, no? E per quanto riguarda l'alluminio, ormai è risaputo che porta all'Alzheimer, porta a gravi malattie, demenza, e guarda caso, da quando esistono queste scie nel cielo, l'Alzheimer è salito da una percentuale da 1 su 10 a 6 su 10 anche casi di Alzheimer, e anche in persone molto più giovani, addirittura dai 45 anni. Quindi ci sono veramente conseguenze abbastanza incredibili. Per non parlare poi dell'acqua, perché ovviamente tutti questi metalli che cadono su il terreno o attraverso le piogge, che ormai sono piogge chimiche, o nevi, eccetera, eccetera, vanno a inquinare il sottosuolo e a inquinare anche l'acqua che è negli acquedotti. E quindi anche bevendo l'acqua e nutrendoci, ovviamente in zone per il momento circoscritte, ci possono essere dei problemi gravi di salute, appunto.
Io voglio farvi una confessione suicida. Anni fa con l'Università di Udine abbiamo monitorato, c'era ancora il professor Frilli come rettore, e ha incaricato una ragazza che poi adesso si è laureata, questa Federica, e fa proprio analisi chimiche sul miele, e abbiamo studiato la presenza dei metalli pesanti nel miele, quindi nelle piante praticamente, no, da caduta. Quindi abbiamo fatto un monitoraggio su tutto il territorio regionale, e a loro interessavano molto delle postazioni di api vicino alle strade statali o alle autostrade, e come termine di confronto mi hanno chiesto degli apiari situati in alta montagna, quindi completamente lontani da strade, e chiaramente la presenza di arnie a chilometri dalla strada più vicina era molto significativa. Così al tempo raccogliemmo il nettare, quindi il miele, insomma, quindi nettare alla fine di piante situate in varie zone della regione, e gli diedi 4 campioni di miele proveniente dalle zone di altissima montagna, quindi dove assolutamente non ci sono veicoli, perché raggiungiamo noi con fatica quelle località, ma c'è una macchina ogni settimana, per capirci, insomma, quindi nulla, no? E l'Università di Udine fu molto sorpresa a verificare che le arnie situate in altissima montagna avevano la stessa percentuale di metalli pesanti di quelle situate vicino alle strade a grande traffico. Una sorpresa generale fu questa, no? E mi chiesero più volte se ero sicuro che il miele venisse ad esempio dalla zona del Marinelli, per dirti, no? No, ma questa cosa è credibile e conferma quello che No, dicevo ma prima, sono le perché- analisi. Sì, Lì infatti, non si ma è la scappa. stessa cosa, il problema è le Comunque analisi. ci sono anche inquinanti che arrivano dalle città con le perturbazioni, no? Sì, ma Pensiamo cos'è la pianura padana e la Lombardia in termini di produzione di inquinamento Inquinamento, atmosferico, certo. e tutte queste cose. Però vedi con le- che, ad esempio, no, questo può Perché essere qui vero. è uno dei posti dove piove di più, purtroppo, no? E quindi tutte queste porcherie esatto, Certo. esatto. che arrivano da zone, no, ricche, che poi hanno i benefici. Però in attenzione termini- che tu sai bene che c'è la catena delle Prealpi, che fa come primo barriera. quindi no? ecco, poi c'è la Mariana, c'è il Monte Tarsadia, c'è lo Zoncolan. Quindi dovrebbe essere, tu dici, Molto significativa comunque questa cosa, no? Molto significativa. Facemmo anche all'epoca di Chernobyl un monitoraggio sui pollini, no? Sui nettari, eccetera, no? Che non fu preoccupante al tempo, però negli anni successivi si ripeté, e quindi voleva dire che appunto c'era stato poi comunque una risalita dal terreno attraverso le piogge, eccetera. Però fu un dato che sconvolse i ricercatori, perché si chiesero com'era possibile, e la risposta ce la state dando voi, che naturalmente la frequenza di questi voli Sì. è aumentata in modo esponenziale dopo l'apertura dei cieli del Friuli a seguito appunto della caduta della cortina di ferro, ci deve far riflettere sulle conseguenze rispetto alla salute delle persone, insomma, che raccolgono i funghi, raccolgono radic di monte. Uno raccoglie il radic di monte, pensa di raccogliere il non plus ultra, non solo in termini di sapori, ma anche biologici, no? Dice, in alta montagna tutto perfetto. Purtroppo, come i funghi al cesio dissero che, o la carne di selvaggina, no? Dissero che non è che siamo più così isolati, e infatti mi piace la premessa di Marco Lepre, molto significativa, anzi meritava una serata solo dedicata a questo, no? A quello che scende dalla montagna, quindi tribunali, giustamente poste, telegrafi appunto, servizi eccetera, ma lui mette l'accento, come bene fece Marchetti più volte rimarcando questo, ma anche il maestro Canciani, è anni che dice che quando un'area non ha una scuola di primo livello tutto decade.
Io sono sempre stato un sostenitore di questa teoria che la scuola, l'istruzione è qualcosa di fondamentale. Meriterebbe una trasmissione a sé stante. Purtroppo questa sera parliamo solo di aerei, ci torniamo sull'argomento perché questa della scuola in Carnia è una vera e propria emergenza. La chiusura del liceo classico, lo scadimento del corpo insegnanti, nel senso che i miei figli qua a Paluzza hanno avuto supplenti per i primi 2 mesi, sia alla scuola elementare che media, insomma c'è uno scadimento generale della scuola qui che è qualcosa di tragico, insomma. E anche questa offerta formativa che viene fatta nelle scuole di Tolmezzo, in realtà la domanda è: ma il corpo insegnanti è all'altezza? Oppure ogni anno cambia l'insegnante, quindi uno fa dalla prima alla quinta con 5 professori di italiano diversi? È un argomento veramente complesso questo, non c'è solo il tribunale che scivola a valle, ma ci sono appunto altre cose importanti, anzi più importanti direi, come l'istruzione, di cui nessuno parla, e ti ringrazio di aver citato il caso, insomma. Però questa sera parliamo di aerei e di salute. Allora, come facciamo a difenderci se neanche le 1200 firme raccolte in Carnia sono servite per almeno una risposta, e se l'ARPA ci dice che non è sua competenza? Io mi chiedo di chi è la competenza della salute dei cittadini se non è dell'ARPA, insomma. Agenzia regionale per l'ambiente, per la protezione dell'ambiente. Per la protezione dell'ambiente. Vabbè. Sì, fra l'altro sul discorso degli inquinamenti acustici è l'organismo che è praticamente delegato a fare le misurazioni, no? Devo aggiungere. Però abbiamo in particolare a Tolmezzo tutta una serie di casi misteriosi che... Andiamo qui vicino per scoprire un altro altarino. All'epoca lo stesso chiesi all'ARPA di fare delle valutazioni sul rumore delle pompe, di queste 3 megapompe della stazione di pompaggio della SIOT qui di Paluzza e di Cavazzo, che fanno un baccano del diavolo. Tutto a posto. Naturalmente tutto a posto. Poi interessai la stessa SIOT dicendogli: venite a ascoltare, non si può dormire con le finestre aperte, voi state tormentando la popolazione di Paluzza, inizia una campagna contro di voi di screditamento. Mandarono degli ingegneri con gli strumenti a misurare e silenziarono le pompe, ma non l'ARPA gli chiese o li obbligò a silenziare le pompe, ma fu la stessa SIOT che riconobbe al tempo che effettivamente facevano un baccano del diavolo e che non ci sono solo i decibel, c'è anche un tormento continuo di questo rumore che tutta la notte uno che viene in vacanza a Paluzza ha voglia di dormire in santa pace. A Museis i turisti chiedevano cos'era sto rumore che tutta la notte li assillava con questo rumore sordo, insomma, ecco. L'ARPA disse che era tutto a posto, insomma, ecco, no? Pazzesco, no? Ecco, quindi diciamo come agenzia, insomma, anche nel caso dell'inquinamento elettromagnetico, insomma. Gli esempi sono tantissimi, io voglio solo ricordare... Comunque li abbiamo invitati anche stasera. Alcuni cittadini che hanno declinato. A parte che lo sentono quasi tutti, ma alcuni vivono in via Valdigorto, sono vicini a quella che viene definita così pista di guida sicura, che in realtà è una specie di autodromo. Sì, è un autodromo, sì. Cambiando le parole per aggirare le leggi e le cose, poi ci sono tanti pasticci dietro a quella vicenda lì. Comunque è un autodromo dove vanno a fare allenamento sportivo e si crea un rumore assordante. Questo qui, io ho sentito le registrazioni fatte dall'interno dell'abitazione, è una cosa folle. Sono mesi che l'ARPA è stata a fare le misurazioni, eppure i risultati non si conoscono. Tutto i provvedimenti, perché c'era stato, mi sembra, anche un esposto alla Procura della Repubblica e nessuno ha saputo più niente di preciso viene avanti. Anche noi nei confronti del comune di Tolmezzo abbiamo sollecitato chiarimenti, non ci rispondono. È un po', ecco, per vedere un po' cosa fare, non bisogna, abbiamo motivi per essere delusi e perplessi e arrabbiati, ma cerchiamo di trasformare questa arrabbiatura in qualche cosa di concreto
per continuare a spingere, a farsi sentire, perché è giusto che gli organismi preposti e i dipendenti pubblici che sono pagati per fare le misurazioni le facciano bene, che questi risultati siano trasparenti, che non ci siano tutte queste difficoltà per sapere come stanno le cose. Più trasparenza, Sì, e più i sindaci e più che partecipazione. hanno tanti problemi, tante difficoltà, per l'amor di Dio, io ecco, non voglio certo mettere in dubbio che hanno pochi soldi a disposizione, devono fare salti mortali e tutto quanto, però su certe cose molto semplici sono lì, hanno il telefono e si facciano sentire, Esatto. battano un pochettino i pugni. Esatto. E battano un pochettino i pugni, perché non è giusto che ci siano poi, come al solito sono sempre i più deboli, le persone più esposte, che hanno problemi di salute, più difficoltà, che subiscono le conseguenze di queste cose qui. Esatto, come diceva proprio Fabio Simoncini, che questi metalli pesanti incidono su chi ha problemi di cuore, eccetera. Ma come ci difendiamo? Perché noi questa sera abbiamo esposto dei problemi reali, insomma, che sono sotto gli occhi nel vero senso di tutti, e poi anche corrispondono alle analisi fatte, insomma. Però come ci si può difendere? Allora, sono d'accordo intanto sulla partecipazione, sul farsi sentire, perché sicuramente se il popolo, invece di guardare i cieli e domandarsi il perché, io ho visto che c'è tanta gente che non sa neanche che esistono le scie chimiche, perché la maggior parte delle persone sta sul cellulare e quindi ha la testa bassa e non guarda il cielo. Questo è un grave problema. Sì. Quindi, prima di tutto, alzare la testa e domandarsi cosa sono queste scie chimiche. Io l'ho fatto 5 anni fa e da quella volta ho cominciato a informarmi e a cercare di capire. È ovvio che, come dicevo prima, questa è la punta dell'iceberg, perché molto probabilmente ci sono interessi dietro molto più grandi a livello economico, politico e anche militare, ovviamente, di cui abbiamo già parlato, ma se la popolazione è preoccupata perché è malata, fa comodo a tanta gente, perché non si preoccupa di alzare la testa, non si preoccupa di nutrirsi in un certo modo e segue l'onda. Quindi io dico, la forza interna che ogni uomo, ogni persona, ogni anima ha è quella proprio di guardare e guardarsi per vedere, per cercare di capire che cosa si può fare. Allora io dico sempre, l'alimentazione più salutare è, meglio è. Certo, se l'inquinamento è globale, l'acqua è tutta inquinata, è ovvio che bisogna avere un'accortezza diversa. Ma se io continuo a mangiare le cose che sono già OGM modificate, che sono già sterili, come le sementi che vengono vendute nei punti dove ormai il contadino singolo non può più lavorare, e c'è tutto un giro, no, dietro, tutta un'organizzazione che porterebbe, io perlomeno vedo questo, a il controllo totale delle masse attraverso l'alimentazione e attraverso una non salute. Quindi bisogna cercare di alimentarsi nel miglior modo possibile, cercando di trovare comunque le cose più sane. Parlare di biologico in questo discorso fa un po' ridere, perché appunto se abbiamo piogge acide dappertutto, in tutto il mondo, non è facile avere il prodotto completamente sano. Però comunque sia, se io vado a alimentarmi giorno per giorno con alimenti già biologicamente modificati, oppure a mangiare anche frutti o ortaggi che derivano da semi sterili, è ovvio che faccio il loro gioco. Ok? Quindi la forza che ognuno di noi ha sta nella nostra energia. Io vedo l'uomo molto più ampio, che non solo una struttura fisica che deve funzionare, che ha gli organi, eccetera, eccetera. Siamo anche una struttura energetica, una struttura spirituale che risponde moltissimo, anche la nostra mente, a livello di preghiera, a livello di meditazione. Io insegno yoga e quindi la mia alternativa è proprio tenere l'energia alta, il sistema uomo nel suo totale, in modo di essere sempre vigile, attento e non diventare massa. Questo è il mio, diciamo, pensiero.
Quindi non potendo intervenire sugli aerei militari e sulle scelte, diciamo... Cioè, potremmo intervenire se tutti alzassero la testa e tutti scendessero nelle piazze e si facesse qualcosa tutti insieme. Ma se tutti invece guardano solo il cellulare la mattina e non guardano il cielo, difficilmente si può fare. Allora, ognuno deve guardare a sé e dire, intanto io come vivo, che cosa mangio, come mi alimento, che cosa faccio per stare bene in salute, che tipo di scarpe mi metto, perché nell'iceberg c'è anche questo, come mai non si trovano più scarpe che non ci isolano dalla terra? Come mai oggigiorno ci sono scarpe solo di gomma o di materiali plastici che ci isolano completamente dalla terra, dalla madre terra, dalla terra che ci dà energia? Per quale motivo? Io faccio un esempio stupido, le scarpe di corda che una volta si usavano, anche oggi sono vendute, anche vanno di moda, tipo Espadrillas o altre scarpe del genere, ma una volta avevano la corda sotto, si consumavano, ma io avevo il contatto diretto con la terra. Oggi sono tutte di plastica sotto. Allora chiedersi anche come viviamo, che cosa mettiamo. Siamo a contatto diretto con la terra o siamo isolati? Chi ci ha isolato? Per quale motivo? Ok, direi che con queste domande provocatorie, no? In un certo modo, perché siamo tutti, andiamo nel negozio a comprare le scarpe e troviamo solo quelle. Infatti anch'io faccio Lei qualche dunque al fasi mo scarpezze, no? Però bisogna la finta paolare, perché se no non si inchiatti in tai negozi. Quando gli ho regalato ti ricordi quando ho regalato i scarpezze a Grillo, che è venuto a Tolmezzo a fare il comizio, no? E gli ho regalato le scarpe. Ha detto anche qui c'è la gomma sotto, le fanno... ecco. No, tu non c'eri. No? Grillo sa tante cose. Sì, ha detto anche qui c'è la gomma sotto, non sono più i scarpezzi di una volta. D'accordo, però la trasmissione di questa sera naturalmente non pretendeva di risolvere il problema delle scie chimiche, no? O di trovare l'uovo di Colombo, insomma, su come il difendersi, però aveva lo scopo di stimolare attraverso i nostri ospiti, Marco Lepre e Fabio Simoncini, appunto, l'uno ben conosciuto, insomma, di Tolmezzo oramai. Lui è un sociologo, però si occupa di ambiente da sempre, insomma, e Fabio Simoncini invece che sale da Trieste per darci qualche indicazione in più di queste scie bianche che attraversano frequentemente purtroppo i cieli della carne, anzi che sono intersecati proprio dagli aerei. Abbiamo cercato di dare delle risposte e soprattutto stimolare qualcosa con cui Fabio ha concluso la serata dicendo: alzate gli occhi al cielo e toglieteli dal cellulare, basta schiacciare tasti o girare, perché adesso i ragazzi girano così, no? Ecco, cominciamo a guardare in alto, vedremo durante il giorno le scie chimiche e poi quelle 6.000 lucine che il principale accende ogni sera, e anche quelle sono una fonte di grande riflessione su chi siamo, cosa ci facciamo qui e dove andiamo e il perché siamo qui. Arrivederci a tutti, grazie della serata, della pazienza, dell'ascolto e a presto.